prendere nota della cosa che voglio fare oggi. Su, aspetta che scrivo, Allora, dottor Favacaciosa dell'utero. Ecco, sì, utero, la sigla. Ufficio territoriale, extracomunitari, ricoverati occasionalmente. Quindi io sarò il dottor Favacaciosa dell'utero e appunto naturalmente chiamerò queste persone per dir loro che insomma c'è una certa legge per cui bisogna insomma accogliere in casa delle persone di fuori, extracomunitari, ma non andrò al nord a fare questa cosa, bensì nel profondo sud. Ecco, vediamo come la gente reagirà al vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano amico G, che oggi sarà il dottor Favacaciosa dell'utero. No, è bello, può essere un cognome, no? Favacaciosa, scusa, perché no? Sì, ci deve essere un perché, i cognomi hanno sempre una lontana origine. Pronto, buongiorno, è signor Ciro? No, non c'è nessun Ciro qua. Non c'è nessun Ciro là? No. Ah beh, anche se non c'è Ciro parlo con lei. Lei è il signor? Francesco, mi dica. Francesco, perfetto. No, tanto dobbiamo telefonare a tutti, quindi qui si sono sovrapposti il numero e come dire scambiati col nome. Non importa, signor Francesco, sono il dottor Favacaciosa dell'utero, ufficio territoriale extracomunitari ricoverati occasionalmente. Mi dica. Ecco, allora c'è una recente normativa che stabilisce che ogni italiano deve ospitare in casa un extracomunitario, cioè in pratica voi quanti siete in famiglia? Sono single. Lei è single, benissimo, le tocca un extracomunitario che sarà mandato a vivere con lei. Lei mi deve dire che tipo di extracomunitario preferisce. E di che sesso? Ma io non metto nessuno in casa mia. No, questo lo deve fare per forza. Ma no, non ho tempo. Dove vive uno vivono in due, questo è chiaro. Ma come dottore? Ma chiamato dottore? Ma scusa, Bischero, pigliati una bella figa extracomunitaria, no? Comunitaria, informazione sì, cioè? Attenzione, il numero selezionato è Ma come inesistente, via, l'ho ripetuto così, esatto, uguale, con il tastino apposito, via, stronzina. Ecco, sentiamo adesso. Comunitaria, informazione Ma come inesistente? Attenzione. Allora, intanto lì non c'era nessun Ciro, io comunque vado a rifare il numero, voglio vedere che cosa succede. Sì, e poi perché mi ha detto Telecom Italia? Non lo so perché me l'ha detto, ma me l'ha detto. Sì, ecco, io ho rifatto il numero. Italia, informazione gratuita. Ma allora con chi ho parlato prima? Era un forse era assolutamente una voce dall'aldilà, un fantasma. Vabbè, d'accordo, andiamo oltre. Ho beccato un single, ma te dimmi, ho beccato un single. Sì. Non vuole nessuno a casa, poverino, Va, Bischero, tu pigli una bella extracomunitaria slava per le buone. Pronto, buongiorno signora. Buongiorno. Sono il dottor Favacaciosa dell'utero, ufficio territoriale extracomunitari ricoverati occasionalmente. Senta, non so se lei, noi stiamo telefonando a tutti, non so se lei conosce la norma secondo la quale ultimamente è stato deliberato che per ogni cittadino italiano deve corrispondere l'ospitalità di un cittadino straniero extracomunitario. Ho capito. Specialmente nel sud, e questo riguarda espressamente il sud perché al nord non li vogliono. Sì. Allora, quindi io sono a chiederle quanti siete voi in famiglia? Noi in famiglia? Sì. Noi siamo io e mio marito, però sono due figlie, uno è sposata e un'altra... Sì, ma loro non stanno con voi. Ma per fare che cosa deve ospitare questo bambino? Stanno per conto loro i figli, no? Uno sta per conto suo, un'altra tra poco si deve spostare, perché? Ah, però non sta con voi? Sta con me. Quindi siete in tre in famiglia per il momento, se non sbaglio. Eh? Siete in tre?
Sì. Ecco, benissimo. Allora vi spettano 3 extracomunitari da ospitare, diciamo senza una scadenza. No, quale ospitare scorta comunità? Assolutamente sì, no, le spese vi sono pagate. Ma noi non porto le spese. No, certamente, guardi, noi le diamo anche la possibilità di scegliere fra cinesi, aspetta un momento, albanesi. non passa mio marito. Sì, certo. Obbligatoriamente 3 creature ospitate. Obbligatoriamente. Pronto? A chi? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Come diceva la signora. Un attimo che io non sento questo, passa all'altro telefono. Vada. Va, la moglie sentiva benissimo. Maghi. Pronto? Pronto, mi senti adesso? Sì. Benissimo. Come dicevo a sua moglie, sono il dottor Fava Caciosa dell'Utero, ufficio territoriale extracomunitari ricoverati occasionalmente. E come dicevo sempre a sua moglie, c'è una nuova norma che nel sud obbliga i cittadini italiani a ospitare per un certo periodo degli extracomunitari, uno per ogni componente della famiglia. Voi avete la possibilità di scegliere, fra zingari, albanesi, cinesi, marocchini, quello che può interessarle. Dottore, non ci prolunghiamo. Ci sono anche delle nigeriane molto interessanti. No, niente di tutto questo. Non ci prolunghiamo e No, io mi non c'è prolungo. nessuna legge che mi può obbligare a tenere Ma certamente, nel sud, solo nel sud. Cioè praticamente da Roma in giù, ecco, perché nel nord non li vogliono e non possiamo darli per forza, ma voi che siete così simili agli altri, cioè siete così vicini, insomma, come cultura, devo dire, insomma, siete più di là che di qua, insomma, no? No. Cioè, quindi è stato stabilito non certo da me, intendiamo, io sono solo un portavoce. Ma comunque io non credo che mi possono obbligare. Comunque la possono obbligare, no, appunto, siccome voi siete in 3, mi ha detto la signora, sì. Ecco, 3 persone verranno da voi, se voi non scegliete ve li mandiamo casualmente. No, Vi consiglio di scegliere. Non è il caso che mi mandate abbiamo dei curdi bravissimi. Mai. Guardi, abbiamo donne, uomini, lei può scegliere anche il sesso. No, niente. Ci sono delle ragazze anche molto belle. Io sono contro a questi che sono comunitari. Ma come non li contro? voglio e non li voglio vedere. Ma come lei è della Lega allora? È della Lega Nord? Chi, io? No. E allora scusi, cioè, lei ragiona come uno del nord che fino ad ora ha buttato cacca sui meridionali, non so, e ora lei si allinea? Ma non è che mi allinei, comunque io non li voglio. No, lei non li vuole ma li prende. Ma no, per carità, ci sentiamo. No, vedrà che le arriverà una bolla a casa, una bella bolla piena di pus. Arriva. A 3 li prendo obbligatorio. Non obbliga a mettere da questa comunità che faccio così. Obbligatoriamente. Senti là. Ancora? Basta? Finito lì? Basta così? Va bene. D'accordo, io però lo richiamerei, Sì, no, lo richiamerei. La discussione si è fatta animata in casa, no? Sì. Parlano a voce alta, insomma. Ma gli extracomunitari si trovano meglio. Insomma. Signora, pronto? Sono sempre io, lei è la signora di prima? Pronto? Ma, guarda. Non li voglio. Proviamo a chiamare anche una volta, poi se ne andiamo di qua. Una volta sola, vediamo se... Perché non li vorranno? Io mi chiedo, siamo così accoglienti, no? Tutti quanti in Italia, perché non dovremmo... È incredibile. Se voi poteste anche scegliere in fondo, ma perché no? Magari vi possono dare una mano in casa, una mano sul culo della tua moglie, cioè qualche cosa. Niente, anche a letto una mano. Maialoni, vabbè, ecco, basta, per carità di Dio, andiamo oltre, perché ho scelto di farlo appunto al sud questo tipo di razza. Era più logico farlo al nord, no, perché voglio vedere come si mettono le cose al sud. Intanto abbiamo trovato uno del sud che assolutamente è contro, sai, dovrebbero essere forse, visto che loro sono passati prima attraverso emigrazioni anche al nord, andando, essendo trattati da terroni e così via,
Invece no, a quanto pare no, non ho imparato nulla. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono il dottor Fava Cacciosa dell'Utero, ufficio territoriale extracomunitari ricoverati occasionalmente. Stiamo telefonando a tutti nella vostra zona, Ecco, lei è il capofamiglia? Sì? Ah, benissimo. Senta, io penso che lei lo sappia, ma se non lo sa lo dico io, c'è questa nuova norma che stabilisce che ogni famiglia italiana, soprattutto da Roma in giù, del sud soprattutto, prenda così in casa degli extracomunitari, tanti quanti sono i componenti della famiglia. Ecco, quanti siete voi in famiglia? 15. 15? Sì. Ah, una bella famiglia grande, Sì, sì, sì. Anche la casa sarà grande, immagino. Certo. Siete 15? Sì? Lei è il capofamiglia di 15, una famiglia di 15 persone? Sono molto numerosi. Ha dei figli? 8. 8 figli, sì. 8 più lei, la moglie, si arriva a 10. Gli altri 5? Sono di seconda mano. Di seconda mano trovate al mercatino? Sì. Di quelli usati? Esatto. Ho capito. Senta, lei ora non faccia lo spiritoso, via. Su, parliamo chiaramente, ora io sto anche allo scherzo, per carità di Dio. Sì. Una bella risata me la faccio. Comunque adesso la lascio che ho delle cose da fare. No, guardi, che io le mando degli extracomunitari a casa. Sì, va bene, non ti È preoccupare. contento? Sì, arrivederci. Capito? Mi porta una sega allora, cioè, capito? Va bene, d'accordo, per carità di Dio, noi andiamo oltre. Si vede che qui hanno questo carattere in questo luogo, che non è proprio Napoli, sai, perché può sembrare Napoli, ma non è proprio Napoli, è Campania, ma non è Napoli, diciamo le cose me ne stanno. È Campania, ma non è Napoli. No, sto cercando di riempire perché qui sembra che non ci sia forse nessuno. Vabbè. Per carità di Dio, non c'è problema. Andiamo qui. Sì, qua. Facciamo un altro numero. Sì, certo. Mica devono essere tutti in casa. Certo che no. Ma sì, però se la prendono abbastanza così, sono abbastanza, come dire, scanzonati. Sì, vabbè, d'accordo, mi pigliano per un imbecille qualsiasi, eppure cerco di fare la voce seria, per parlare seriamente, mica, sì, vabbè. Sarà per questo nome Fava Cacciosa oppure sull'utero hanno qualche dubbio? Non lo so, avere dei dubbi sull'utero è anche a volte, insomma, utile, insomma dipende dall'utero e da chi lo porta, per cui andiamo avanti perché gli uteri sono tanti. Ecco. Ma quanti uteri c'è nel mondo? Madonna, quanti uteri c'è nel mondo? No, davvero, è pieno di uteri, davvero. Quanti uteri? Pieno di uteri. Ah, gli uteri. Gli uteri sono utili. Va bene. Niente, improvvisamente si trova tutta una serie di assenti, ecco, forse gente senza utero, che se lo sta andando a cercare da qualche parte. Dunque è evidente che io non possa fare altro che andare avanti con le telefonate e cercare di agganciare qualcuno, appunto, su questo argomento un po' spinoso, no? E non li voglio. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Sì, buongiorno. Senta, io sono il dottor Fava Cacciosa dell'Utero, ufficio territoriale extracomunitari ricoverati occasionalmente. Senta, no, le volevo dire, io penso che lei conosca questa nuova regola, questa nuova legge che parla di accogliere in casa extracomunitari. Sì, ma già non ce la faccio con i 3 figli. Ah, Figuriamoci signora, quanti siete voi in famiglia? Siamo 5, sono solo 2 stanze. Quindi lei, suo marito e 3 figli? Sì. E suo marito lavora? Sì. Sì o no? Sì. Sì? Sì. Lei no, non lavora? No. E i figli sono grandi o piccoli? Sono piccolini. Sono piccolini, E ce la fate ad andare avanti, sì? Ci adattiamo, quel poco che c'è che ci adattiamo. Perché suo marito, guadagna... Senta, ma tutte queste informazioni, allora, per che cosa? Perché lei me ne sta dando, signora. Per cui, quindi, le volevo dire che voi siete in 5 e... No, non c'è proprio quel posto. Mi faccia finire, signora, mi faccia finire. Verranno 5 extracomunitari in casa vostra. Per un periodo non si sa quanto.
Sì. No, è inutile che si faccia queste cose, non è possibile proprio. Ma è possibilissimo, sa signora. No. Se i tre sono piccoli, li mandiamo tre piccoli. Ma io c'ho da fare, già la mia famiglia c'è abbastanza, stiamo bene così. Sì, ma c'è suo marito, signora, che... Mamma mia, un c'è verso. Con questa gente un c'è verso. Facciamo un'altra telefonata. Però mi sembra che proprio sia una cosa, come si può dire, assolutamente tabù. No, gnafamo con questi qua, gnafamo. No. È gente disincantata, secondo me, gente che è fatalista. Dice no, vedi, portare tanto non si piglia. No? È proprio una cosa... Ormai dice tanto, forse è gente abituata a non seguire le regole e le leggi in genere, perché è gente che ha quella poca fiducia che effettivamente certe volte viene nei confronti delle regole, e allora capito, può darsi che sia così. Mi ci vorrebbe gente più ligia alle norme, sì. Ma questa non è gente ligia, se non è ligia, ma io vado, va ligia, vagina, sì, da Dio Dini. Dunque, va bene, utero e vagina, insomma, sono contigui, no? Ecco fatto, vai. Vediamo qua. Non reagiscono, dovevo andare al nord, come era una prima idea, ma poi mi sono lasciato andare, ho detto proviamo al sud. Non li vogliono, come al nord, non c'è. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Signora, stavo parlando qui con la mia segretaria. Senta, io sono il dottor Favacaciosa dell'Utero. Che vuole da me? L'Utero è ufficio territoriale extracomunitari ricoverati occasionalmente. Dunque le mandiamo a casa gli extracomunitari che vi spettano. Quanti siete in famiglia? Ma lei chi è? Io sono il dottor Favacaciosa. Come si chiama lei? Dottor Favacaciosa. Ah, va bene. Ma perché ride, signora? No, lei ha bisogno proprio di internarsi, guardi. Ma per quale motivo? Coatto? Sì, un ricovero coatto. Ma signora, li mandiamo gli extracomunitari in Ma casa? io le assicuro che un ricovero coatto a lei starebbe proprio bene. Quanti siete in famiglia? 2, 3, 4? No, 13. 13, gliene mandiamo 13, e per questo più siete... Facciamo 13 e 13, 26. 13 e 13, 26. La matematica non è un'opinione. Tanto dove mangiano in 13 mangiano in 26. Certamente signora. Allora gli mandiamo, senta, lei può anche scegliere, Sì, cioè tra albanesi... Ma lei a quest'ora non deve pranzare, no? No, già fatto, gli zingari, signora, i cinesi, oppure, senta, io gli mando anche qualche bel ragazzone slavo, No, vorrei dei paupasiani, se il caso. Cosa vuole? Paupasiani. Della Paupasia? Papuasiani. Esatto. Vabbè, abbiamo anche ma quelli. conosce la Babbotta? Ma certo, signora. Della Manciuria le vuole? Qualcuno della Manciuria? Sì, perché la Manciuria sono... Aspetti, le passo un attimo a mia figlia, vediamo quali sono i suoi... Ecco. Sì, grazie. Pronto? Sì, buongiorno. Per quanto riguarda gli extracomunitari che devo mandarle, a lei gliene va bene uno ben fornito anche di cazzo? La figlia si è subito ritirata. Va bene, glielo mando io ben negrone. Bene, Favacaciosa un po' ha fallito. Favacaciosa è riuscito a piazzare alcun extracomunitario, l'hanno anche un po' preso per il culo, 13 persone, e quell'altro 15, ma insomma, restiamo in zona e andando a ruota libera qualcosa magari verrà fuori, no? E se non viene fuori, viene dentro, no? Ho trovato un signore che ha un cognome proprio, come dire... da Porto d'Armi, guarda, da Porto d'Armi. Vediamo se risponde, perché non c'è che questo. Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. C'è il signor Fucile? Ciro? Sì. Momento.
capito, no? Ciro. Ho trovato Ciro. Ciro c'era. Allora Ciro c'era. Ciro non c'era. Prima Ciro non c'era. Ora Ciro c'era. Ciro non c'era. C'era Ciro. Ciro non c'era. C'è Ciro? Ciro c'è. Ciro c'è. Pronto? Pronto, signor Ciro? Sì, chi è? Signor Fucile? No, quello è Pianese. No, volevo parlare con il signor Fucile. No, hai sbagliato. Ma come hai sbagliato? La signora mi ha detto sì, Ciro. Casa Pianese. Pianese? Sì. Ah, lei sarebbe il signor Ciro? Sì. Ah, sarebbe un signore lei, dunque sì. Senta, signor Ciro? Dite. Diciamo, vi volevo dire, signor Ciro, che c'è un piccolo problema per la sua voce. Dite. Ha presente la sua voce, no? Un po' Sì. fioca, un po' bassa, se non sbaglio, giusto? Sì. Ecco, appunto. Allora, questa voce non è più, come dire, non è più legale. Pronto? Non è più legale, signor Ciro, non è più legale. Ma con chi parlo? Oh, questo è l'ufficio delle voci umane. Allora, quindi noi interverremo, perché certamente non possiamo sopprimerla, no? Solo perché ha questa voce, ma interverremo con un correttivo. Sì. Allora, le verrà una voce molto più bella, più profonda, più ampia, una voce molto fascinosa. Basta che si faccia inserire questo piccolo microchip, un microchip, sa? Sa cos'è un microchip? Sì, ma a me non mi interessa. Non è una piccola gallina, un pulcino, un microchip, è un oggettino molto piccolo. Pronto? Sì, ma a me non mi interessa questo. Ma sente, signor Ciro, che c'ha quasi la voce da donna, lei? Scusi, lei non può certamente andare avanti Sì, così. ma a me non mi interessa. Ma è vietato, signor Ciro, è Ma quello è vietato. vietato, a me non mi interessa. No, gli infiliamo il microchip nel buco del culo. Mettetela a te in tuo culo. In tuo culo, sì, in tuo culo. Mettetela a te. E piano piano sale. Sì, mettetela pure in bocca. Mocca? Mocca chi? Mocca chi da morto. Ora scusa, il microchip. Sì, perché poi piano piano sale fino ad arrivare in gola, no? E poi fa una voce bella. All'inizio così, ma poi più che sale più la voce diventa bella. È così. Pronto? Pronto? Niente? Ciro? Oh, questo? Perché qui c'è scritto fucile, ragazzi, fucile. Pronto? Oh, Ciro! Ma chi è? Ah, ecco, allora, veniamo oggi a infilarti il microchip nel culo. Ma mettetelo tu in tuo culo. Ma no, te lo devi mettere tu in tuo culo. Ma che mi guardi, ma vedi chi sei? Che a me guardi, che Hai capito t'arresta. che tengo il telefono sotto controllo, ma vedi chi sei tu? Sì, tu vedi, dimmelo chi so. Chi so? Ah, boh. Chi so? Chi sei tu? Chi so io? Ciro! Ma boh! No, quella voce va un po' lontano, non spaventa nessuno, più da richiamarlo. Povero Ciro, e io lo richiamo. Povero Ciro, è vero. Già chiamarsi Ciro. Ok, d'accordo, va bene, ma sto fucile, io, ma vabbè, peccato perché il fucile mi piaceva, c'è sto fucile, però non c'è scritto Ciro. C'è scritto fucile ma senza Ciro, senza nome proprio, non so perché, che cosa voglia dire. Andiamo oltre. Sì, bisogna andare oltre per forza, andiamo. Ciro non ci vuole più. Ma che voce aveva Ciro? Beh, insomma, bisogna modificare le voci con un microchip. Pronto, signor Antonio? Un attimo che glielo passo. Sì, Chi sarà. lo desidera? Qui l'intendente di finanza. Intendenza di finanza. Me lo può passare, per favore. Un attimo soltanto. Io ho detto ficanza, Pronto? Pronto, signor Antonio? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Qui è l'intendenza di Ficanza. Qui lei è in contravvenzione e dovrà anche rispondere di questo suo stato, no? Vuole essere più chiaro per piacere? Dunque, il suo cognome è Fumo? Fumo Antonio. Ecco, benissimo, lei è vietato. Io sono? Vietato? Cioè, cosa vuol dire? Oggi come oggi non si può più nemmeno chiamarsi Fumo, mi capisce, perché il fumo è vietato anche chiamarsi Fumo. No, cosa ride, signor Antonio? Perché ride?
Qui non c'è niente da ridere, sa? Senta, c'è la roba sulla fiamma. Sulla fiamma? Chi è che vuole scherzare? La fiamma tricolore? Mi dica... Signor Fumo? Sì, Lei è vietato. ho capito. La lascio e le auguro una buona domenica. Sì, ho capito, ma vede, Ciro, prima... Ma incredibile, è pieno di fumo però, Questo è il fumo, se ne parlava prima, Sì, no, voglio dire, È un cognome, fumo è un cognome, ti rendi conto? Sono vietati, sì, vietato fumare, quindi no smoking, è vero? Che numero lungo, va bene, d'accordo, ok, tu vuoi non trovare un Gennaro? No, non risponde. Gennari! Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Parlo con il signor Gennaro? Sì, sono io. Fumo. Sì. È il signor Gennaro? Sì. Fumo. Sì. E lei? Sì. Anche lei. Quindi io le faccio notare una cosa che è molto importante. Lei è vietato. Lei ha praticamente su di sé, come dire, un capo di imputazione che riguarda istigazione al vizio. Ho capito. Capisce? Cioè io fumo. Lei fuma? Io no. Non fumi più. Io non fumo. Lei non fuma? No, io non fumo, lei fumo. Io fumo. Allora, visto che lei fumo e io non fumo, Benissimo. io non sono lei non è me, No. lei è vietato. Cioè, Vietato il fumo, benissimo. giusto? Quindi, caro signore, lei deve passare ai nostri uffici, dove le infileremo un bellissimo filtro nel culo. Benissimo, lo fa bene. Tanto per il momento, per evitare maggiori danni. Poi praticamente, insomma, in qualche modo abbiamo un sistema molto rapido per farla smettere di essere fumo. Va bene. Ok. Lei si chiamerà signor Arrosto. Benissimo, buono, perlomeno ti magna. Sì. Insomma, che vuoi? Chi sei? Ma non mangi tu? Chi sei? Chi sono? Genna! Che buono, non c'è Ma capito. Gennarino, l'ha già preso per il culo, no? Ma chi sì? Ma chi sì, non ti ricordi, Genna? No. Io scherzo sempre, no? Cioè, Gennaro, fumo qua, fumo là, tu sei vietato. Genna? Oui. Tu ti ricordi me? No. È un vecchio compagno di scuola. Compagno di scuola? Di scuola. Ma di scuola quando eravamo ragazzi o scuola mo? Scuola quando eravamo ragazzi. E chi cacchio sì? E che cacchio sarò? Io mi ricordo, fumo qua, fumo là. Io ti pigliavo un po' in giro, no? Ma io non mi ricordo. Anzi, no, non ero solo io. E una volta, sai, uno di noi con un cerino ti voleva accendere. Ce ne facciamo un po' di fumo, ma poi non si fece niente. Tu non hai mai saputo niente di questo progettino, no? Ho capito. Senti, come va? Io non so niente, ti sei sposato, stai bene. Ma si può sapere chi sei? Non mi riconoscevo, io poi non abito più nemmeno qua, forse ho perso anche la parlata, un po'. Appunto, no, ti volevo dire, io non ti ricordi me? Ciro. Sì. Ciro A papà. Ciro a papà, sì. Ciro a papà. Ciro a papà, Ciro. No, Ciro, non ti ricordi? Ciro fucile. No, Fucile, che tu eri fumo, io ero fucile. Fucile che chiamo. Che c'è, anche voi insomma, mi prendevate in giro, tira un grilletto, fucile, tira un grilletto, io tiravo un grilletto. Si può sapere chi sei? Non mi ricordo. Io trovavo la femmina, giusto? Si può sapere chi sei? Allora, sono un compagno di scuola, gli ho detto, già che sono in zona, sono tornato qua, e ho detto, voglio praticamente ritrovare qualche voce amica, no? Gennaro, fumo, il nostro vecchio Gennaro fuma, ma ti sei sposato poi, sì, tutto a posto. Si può sapere chi sei?
Ma tu non mi vuoi dire, tu non mi vuoi dire che ti sei sposato, ti sei sposato. Hai dei figli, no? Come va? Io sono sposato, tengo figli. Senti, chi sei? Io stavo scendendo la chiesa. Ma c'è da, ma che ti hai preso? Mi fa piacere che tu ridi. C'è da, ma tu allora sei un gay, sei diventato un gay. Sono gay. No, non ti sei mai sposato. No, non mi sono mai sposato. Tu sei un gay. Sono gay. Ah, un filosofo. Sono un fortunato. Sì. Sì, perché chi deve essere che è fortunato? Oggi sì, ho figlio in culo. Ho figlio in culo. E tanto pure il filtro mi volevo mettere, allora è meglio perlomeno ci godo. Ah, ci godi a prenderlo nel culo. E godo a prenderlo il filtro. Figlio il filtro ci godo. Ah, io scherzavo col filtro, e forse ti era piaciuto. Senti, No. se non sapete chi sia, perché devo scendere, me ne devo andare. Allora io te faccio detto, mi chiamo Ciro Fucile. No, non me lo ricordo, non te lo ricordo, mi Può darsi pure dispiace. che eri un amico di scuola, ma io non mi Sì, ricordo. un amico di scuola, un non mi compagno. ricordo, non mi ricordo. Purtroppo è andata così, gli anni Vabbè, passano. dove stai? Scusami. Io oggi sono in zona e mi sarebbe tanto piaciuto rivederti per vedere che quel cazzo sei diventato, magari sei invecchiato. Non è proprio la giornata oggi. Sei invecchiato, magari non c'hai più capelli, no? C'hai i capelli ancora? Sì, e tengo tu. Ah, tengo capelli, dai, è beato te che tieni i capelli. Sono caduto 4, 5. Hai 4-5 in tutti questi anni, 4-5 e basta. Sì. Cioè, insomma, con le donne non ci vai. No, sono ricchiuto. Ah, sei ricchione, ma a me mi piacciono le donne, capito? No, a te piacciono le donne? Sì. E allora non ci potremmo avrei. E perché? È perché a me mi piacciono gli uomini. Vabbè. Ti salto addosso. Mica, a me puoi saltare addosso. Sarà un'esperienza, un'esperienza. Ma io ti ho chiesto se eri sposato perché in questo momento tengo voglia di chiamare, no? No. Una donna. Ma magari se tu c'avevi la moglie accogliente, capisci? No, invece non ce l'ho, io sono gay. Vivo da solo. Sì? Vivo da solo, sì. Ma ce l'hai il fidanzato? No, non c'ho nessuno, vivo da solo. Ma vai, cioè, i rapporti sessuali ce ne avrai? No, si sono gay. Ah pure, rapporti sessuali? Neanche con gli uomini vado, perché non mi piacciono, onestamente. Cioè non ti piace né uomo né donna? No, né uomini né donne. E che fai? Ti fai il segno? Nemmeno, perché ci sono gay, ma faccio anche il segno. Ma anche il segno? Come i preti si fanno qualcosa. Se certo che si fanno qualcosa. Nascosto si fanno qualche film. Ma tu ti metti anche qualche occhio scappato. Ma tu ti metti qualcosa dentro il culo? Sì. E fai il magari supposto, metti il supposto. il manico di una scopa. Ti saluto. Su per il culo! Ti saluto, me la già scappare. Ciao. Ciao Ricchiò! Ciao. Gennaro Ricchiò! Ciao, è simpatico sto Ricchione, simpatico, Ricchione ma simpatico, poi che c'entra, Ricchione ma simpatico, perché? Vabbè, d'accordo, io vado da un altro fumo, sì, ormai siamo sui fumo, vai, siamo sui fumo, via, già. Perché c'è gente che fuma anche dove non si dovrebbe, non si potrebbe, non sarebbe bene fumare, ma c'è chi li lascia fumare e allora si fumano. Cosa voleva questo? Sì, poi si sente puzza di fumo. Dunque, poi vediamo, facciamo questo numero che quello prima era un po' avariato. Simpatico però fumo, Gennaro era simpatico. Sono abbastanza scanzonati, insomma, io non c'ho più fumi, non c'ho più. Sì, aspetta, facciamo questo. Non c'ho più fumo. Con Italia. No, ho capito, solo preso la linea cretina integrale. Più integrale di un casco. Dunque, via, forza, vai, fumo. Anche fumo esiste, c'è anche fumo. C'è anche fumo. No, davvero, fumo? Sì, c'è anche fumo. Ma non è questo. Sì. Pronto? Anna? Sei tu? Sì. Senti, io ho tanta voglia, cioè devo venire oggi pomeriggio, è possibile? Ma chi sei? Ma ho detto che sei una furia, giusto? Sì. Appunto. Io ho bisogno di proprio una cosa così bella, traumatica. Sei una furia, no? Furia? Dimmi. Ecco, ok. Ti volevo dire, Anna, va bene alle 5:30 oggi? Sei libera? Ma no, ma lei ha preso nel sbaglio. No, non ho preso nessuno sbaglio, io ho preso questo numero, mi hanno detto, guarda, Anna è una furia, è giusto, no? No, ha sbagliato. Ma scusa, ma tu non sei una furia?
Sì. E allora scusa, io ho bisogno di una cosa molto molto sanguigna, sensuale, sessuale, di tutto, così, bella movimentata. Boom. Ma guarda, beh, lei ha detto sì, sono la furia, scusa, per forza, era il suo cognome, Grullo, va bene, d'accordo, ho trovato un'altra furia, sì. E beh, sai, c'era anche, non so se è ancora vivo, un attore napoletano, Giacomo Furia, è vero, sì, è un cognome, Non risponde? Oh, che peccato. Ho bisogno di un'altra furia, lo vedi, un'altra furia e purtroppo non l'ho trovata, non l'ho beccata. Sì. Allora torno dalla furia di prima. Sì, ho bisogno di una furia in questo momento perché mi scappa una cosa. Se mi scappa, scusa. Beh, ho richiamato la furia di prima, sì. E chissà se risponde adesso. Pronto? Furia? Sì, Furia, chi parla? Cavallo del West che beve solo caffè, che te come lo si mette nel culo più bello. Hai fatto una cavallo se vedi che stai appartato da telefono, va, Cavallo del West. Il sondazzo, ma lo trovi anche su reteg.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete